Per i venerdì letterari di Sanguinetto, il 18 giugno Luisa Gollo presenta il nuovo romanzo Cicatrici, un libro su una travolgente storia d'amore. I venerdì letterari a Sanguinetto il 18 giugno alle ore 21, nel chiostro dell'ex convento di Santa Maria delle Grazie. Evento organizzato da Pianura Cultura in collaborazione col Comune di Sanguinetto, con il patrocinio di Regione Veneto e Provincia di Verona. Si ringraziano gli sponsor Cerea Banca 1897, Pizza da Luca e Aesthetic di Sanguinetto. A Luisa Gollo, a Caterina, mi veniva solo Stella, la tua bellezza quindi è per quella, Caterina Stella, e al centro appunto antiviolenza di Lignago, e sono molto contenta appunto di questa serata e che parliamo di questo argomento molto molto delicato e molto molto attuale purtroppo. Quindi io vi auguro una buona serata, non voglio rubare altro tempo, ma ci tengo a invitare qui con me anche un attimo l'assessore Matteo Rossini, che è l'assessore sociale del Comune di Sanguinetto. Sì, grazie Denise, benvenuti a tutti. È un piacere essere qui questa sera, soprattutto volevo fare un ringraziamento all'Associazione Lignago Donna per quello che fate tutti i giorni, tutte le settimane, soprattutto durante questo periodo del lockdown. Immagino che non sia stato molto facile questo momento, sappiamo che le condizioni di stare chiusi in casa hanno portato le cose, e ho riscoperto quella parte di me che volutamente si era nascosta, la parte più vulnerabile. Ricordi, frasi, tracce. Luisa Gollo è venuta qua a Sanguinetto a presentare il suo ultimo libro, seconda presentazione, Cicatrici, un romanzo che parla di un tema scottante, che fa molto pensare e riflettere. Cosa ci vuole raccontare e aggiungere al riguardo sul suo libro? Allora, buonasera intanto a tutti, è stato un piacere essere qua con voi questa sera. Abbiamo affrontato appunto degli argomenti come la violenza di genere, che sono argomenti molto scottanti, che ci toccano un po' tutti, chi più chi meno purtroppo. E questo libro li racconta in maniera importante, ma non soltanto, è una storia d'amore intensa e passionale, perciò le cicatrici che troverete su questo libro sì, saranno toste, però vi faranno anche capire che forse il perdono, la forza del perdono è la cosa più importante, quella che vi aiuta veramente a superare anche le cicatrici più dure. Caterina Stella, Presidente delle Pari Opportunità di Lignago, anche lei tra i relatori della serata. Perché la vostra presenza con Luisa Gollo? Buonasera a tutti, sono Caterina Stella, Presidente della Commissione Pari Opportunità di Lignago. Ringrazio per il gentile invito questa sera l'autrice Luisa Gollo e sono qui in particolar modo per presentare il progetto che andrà a sostenere il suo ultimo romanzo Cicatrici. Infatti, dal ricavato della vendita del libro, dedotte le spese, si andrà a sostenere il centro antiviolenza Lignago Donna, una realtà di supporto alle vittime di violenza e ai loro figli, attiva nel contrasto alla violenza di genere già dal 2018 a Lignago, ma che offre il suo servizio in tutti i 25 comuni del distretto 3 Pianura Veronese, quindi una realtà importante per tutte quelle donne che si trovano ad essere sottoposte ad abusi fisici o psicologici. Ringrazio vivamente l'autrice per la grande generosità e sensibilità dimostrata. Grazie Luisa e grazie anche a Pianura Cultura per aver sostenuto l'evento di presentazione. Sono ora l'assessore alla cultura Denise Passilongo, presente anche lei alla presentazione del libro. Cosa ci vuole dire? Innanzitutto finalmente sono tornati i venerdì letterari. Sono delle serate importantissime perché è un piccolo segno di ritorno alla normalità, e questa sera l'argomento era un argomento molto importante, molto delicato, appunto sulla violenza contro le donne, e è stata una serata che ha fatto la differenza.
E cos'altro dire? Un ringraziamento va all'associazione La Pianura, nel presidente Geri Brighenti e in tutto il suo staff. Grazie, perché queste serate servono per conoscere sempre cose nuove e autori soprattutto nuovi. Quindi grazie anche alla stessa autrice, a Lucia Golo, per la splendida serata e per il centro antiviolenza di Legnago, e anche grazie anche alla presenza della presidente Caterina Stella. Grazie e al prossimo appuntamento, al prossimo venerdì.